In essere ben chiatazza Gnovis, che dal 2022 si prepara a essi un dai nadai più severi di sempre. A dirlo alle consumatori attivi, esaminando la situazione di inflazione ai livelli massimi, dal chiar bollettis e dai mutui in crescita. Tra settembre e ottobre, alla dit Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, ho veduto un aumento di inflazione di là dal 3%, in particolare al cres il costo degli alimenti, che all'inciti in maniera diretta sulla vita dei consumatori. All'estate rimandata a giudizi per omicidi volontari Alice Kashim, il giovane di 17 anni, accusato dall'omicidio dal fantasser di 17 anni Robert Trajkovic, di Gnò tra il 7 e il Vod di Zenara a Trieste. Kashim aveva spietato la vittima ai entrate dal palazzo là che abitava un giovane che Trajkovic si era in Berlino. Kashim alla prima menava la vittima per dopo schiaffoiale con la leande di una felpe. Le prime investigazioni dai carabinieri avevano importato a Kashim che in pochi ori salveva confessato. La prima udienza si tignerà ai 31 di Zenara. E è partita di mancul di un gram di marijuana un'investigazione delle polizie di Stato e delle polizie locali a Tumiec su un fantato di 17 anni e sopari. Il giovane, inchiatato con una quantità tan picciole di sostanze stupefacenti, aveva in realtà in chiesa una vera e propria implantazione con anche schemi per coltivare a emior la marijuana. In più, gli agenti hanno inchiatato anche 250 grammi di marijuana, 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione e quasi 5.000 euro in contanti. Le investigazioni hanno portato all'arresto dal pari, un uomo italiano di 48 anni che è stato portato in prigione a Udin. E gli è state chiatate 100 vite la femmina di 50 anni di San Canzian di Lusinc che non si vede in più notizie di ieri sera a denunziare la sparizione all'estate long con le ricerche dei guardis dal FUC che da ormai si sono concentrati in te zone d'altroi ril che assistiane. Che stamattina il cadavere de femmine è stato individuato e recuperato. I carabinieri di Nabresine, in chiariazza delle investigazioni, hanno escluduto il coinvolgimento di altre persone in tal fatto. Il sindacato autonomo des guardis dal FUC, CONAPO, ha organizzato un sit-in e un siopar per protestare contro la carenza di organic che in nostra regione è di più di 150 figure specializzate. La manifestazione ha riguardato anche il distaccamento des guardis dal FUC di Cividat. Si era dispeso per permettere ai pompieri di stanze di cuvierzi gli assencis in che altri distaccamenti. Dal principio dall'anno alla Fazza Veil Conapo il distaccamento è restato sierato per più di 250 turni. Il distaccamento di Cividata al Cuvier 500 km quadris, chiappadis dentro gli svals dal Nadison e il distretto de Chiadree. Il Museo Archeologico Nazionale di Aquilea si inrichisse di nuovi tesaurs in prestito dai musei di Taranto e Bari sono arrivati 5 pars di rinchins di aur in talambi di mirabilia operis mestris a confronto. Nus fedele de importanza di queste iniziative Roberto Corciulo, presidente Fondazione Aquilea. La Fondazione ormai va sui 22 anni di vita. In questa missione noi ci metti insieme tutti i soggetti sul territorio che lavorano e quindi visassi che sono su un territorio che ha oltre 2200 anni di storia. Che la direttrice Marta Novello, che è la direttrice del museo, ha avuto grandissime idee e supporto di tutti i suoi collaboratori e da Anderina Contessa, che è il direttore regionale del museo, che è anche parte del consiglio di amministrazione della Fondazione, di sviluppare questo progetto, di rendere fruibile sempre in modo più importante questo gran gioiello alle persone che vengono qui a Aquilea. Quindi in tutto questo, chiaramente, la Fondazione sta vicino e noi abbiamo creato
e una grande rete di collaborazione col museo, con la Basilica, con la Socoba, col Comune e con tutti i soggetti che sono sul territorio, che hanno detto, per arrivare a far sì che questa città, che è la più importante città, nona città dell'impero, secondo porto dell'impero romano, del grande impero romano, che hanno avuto una storia importante. Quindi il nostro compito è proprio che di arrivare a mettere insieme tutti e produrre più possibile culture, perché vengono una roba unica per noi che vengono tante volte noi stessi furlans non arriviamo a percepire tutto il laboratorio che è veramente un gran laboratorio, e invito tutti a venire a visitare, tenersi aggiornati su ciò che abbiamo fatto, perché è una roba veramente importante. E come spazi a rubriche Novis dal Mont. Virzin che sta appuntamento con Novis dal Monte velando al Fogolar Furlan di Brisbane, che la celebrare la ricorrenza dai 4 di novembre di Unità Nazionale de Giornate de Sfuarcis Armadis, dunque la sezione dell'Associazione Nazionale Alpins, che è a sede proprio in città australiane. In sede dal Fogolar si sono chiatati sfurcussi gli pennis neris, ma anche carabiniers e membri dell'Associazione de Marine Italiane. A funzionare la cerimonia Luna Angelini Marincucci, che è dal passato 3 mai consul di Italia a Brisbane, con competenze territoriali sul Stato dal Queensland e sul territorio dal nord. Domenica invece il primo avvenimento ufficiale pal rifondato Fogolar Furlan dal Lussemburgo con a chiave Stefano Milano e è stata fissata la consegna des Novis Tessaris ai associati, che è stata occasione per chiatare amici e news e scambiare consigli e opinioni tra i soci giovins e che dal sodalizio storico. Il Fogolar allevier cumò ai new iscritti e as generazioni giovanis di emigranti, con anche la virtudure di diversi paginis social. E ossierin che sta appuntamento con la prima nazionale dal docufilm Sta al Mont Turoldo e Pasolini, presentata a Vignesi in tal'ambito de convigne Turoldo, Pasolini, Balducci, la cultura tanche resistenza civile. Il documentario che la vulla poi di ente Friuli in Talmon e Region Friuli Vignesi e Giulie al marche affinitate e assonancis tra due intellettuali che hanno segnato la cultura italiana dal secondo Novecento. A Falua sono stati il Centro Studi Turoldo di Sedean, il Centro Studi Pasolini di Chiasarse e il Convento ai Servizi di Marie di Isole Visentine, con la sceneggiature firmate di Marco e Elise Roncalli e la regia di Omar Pesenti. La prima proiezione regionale sarà proprio a Coder di Sedean, in Teglese Parrocchial, sabide prossime, in contemporanea con la presentazione a Palazzo Real di Milan. Alle dut parusgnot, Novis al torne domani, buone serate e mandi.